Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In vista di un periodo da sempre critico sul fronte dell'inquinamento atmosferico, 14 comuni della destra Tagliamento rilanciano il piano aria comunale per prevenire gli sforamenti del PM10 che per quanto riguarda Pordenone coincidono anche con le limitazioni del traffico in centro città. Si pensa anche a una forestazione urbana per limitare gli sforamenti. È stata rilanciata nel Friuli Occidentale la campagna di sensibilizzazione del piano aria comunale per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico. Ad aderire al progetto sono 14 comuni dell'area pordenonese. Con lo slogan "Che aria tira laggiù", la campagna informativa di quest'anno mira a coinvolgere e sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni. C'è un quasar, un piccolo personaggio, un fumetto, che spiega quali possono essere i comportamenti virtuosi che tutti noi possiamo adottare. Vede il coinvolgimento adesso di ben 14 comuni, si è decisa di rilanciarla con forza anche perché questo è il periodo più pericoloso per quello che riguarda gli sforamenti. Dai dati del Sole 24 Ore di Legambiente siamo purtroppo peggiorati. Questo dimostra che sì, c'è un problema del traffico, ma in realtà non lo è legato direttamente e che sicuramente il discorso delle polveri sottili riguarda soprattutto le emissioni in atmosfera da parte del riscaldamento, l'inquinamento che ci arriva sicuramente da Lombardia, Veneto. Dobbiamo mettere in atto tutta una serie di comportamenti. Nel dettaglio, quando si verificano gli sforamenti dell'inquinamento, le azioni da intraprendere comunemente mirano a limitare il riscaldamento nelle case, salvaguardando specifiche situazioni, a contenere la combustione domestica e quindi, dove possibile, sostituire la legna con altre forme di riscaldamento, oltre a vietare l'accensione dei fuochi all'aperto e ridurre le emissioni di particolari impianti. Nello specifico, per Pordenone è prevista anche la limitazione della circolazione stradale. All'entrata in vigore, il piano nel 2013 e fino al 2019 interessava 10 comuni e 85.000 abitanti. Nel 2020, con l'adesione di altri 4 comuni, sono stati coinvolti circa 170.000 abitanti e da 124.000 km² si è passati ai 519 attuali. Per quanto riguarda il superamento del PM10, i limiti sono stati varcati 28 volte nel 2016, 39 nel 2017, 13 nel 2018, 25 nel 2019 e 38 nel 2020. Per il futuro intanto si prospettano nuove proposte. Le ho fatte io come comune di Pordenone, però ho visto che l'interesse c'è e sono in particolare 2. Una riguarda la forestazione urbana. Dobbiamo creare una vera infrastruttura verde che sia sovracomunale, che vada pianificata, è un lavoro certosino e di progettazione, va studiato, conosciuto il territorio, capire dove può essere fatta, dove c'è la disponibilità dei terreni e questo potrebbe farci intercettare ulteriori fondi perché è un progetto di ampio respiro, può sicuramente portare benefici a tutti. Ritorna questo weekend Tutti con le mani in pasta, la 9ª edizione dell'iniziativa che vede i maestri artigiani dell'etica del gusto aprire i loro laboratori a chiunque voglia imparare i segreti dell'arte bianca. La presentazione è questa mattina al Palazzo della Regione a Udine. Questo weekend ritorna Tutti con le mani in pasta, la 9ª edizione. Ne parliamo con Gianfranco Cassin, che è presidente dell'Associazione Etica del Gusto. In quanti hanno aderito a questa iniziativa? Buongiorno, innanzitutto l'iniziativa ha visto partecipi una decina, 12 soci della nostra regione. Soci in totale della nostra regione dell'Etica del Gusto sono 33. Quanto è importante la vostra associazione anche per valorizzare gli artigiani che ci lavorano? Sì, è molto importante, l'associazione fa crescere tutti i nostri artigiani, è un punto di riferimento per gli artigiani dove lavorano con qualità, con materie prime di prima qualità, è importantissimo. È importante anche in questo periodo dove magari anche la ricerca delle materie prime è difficile. Sì, è vero la ricerca, dobbiamo proprio cercare innanzitutto nel nostro territorio le materie prime, già dal burro, dalle farine, con grani antichi, cose macinate, tutte, veramente cercare alla ricerca proprio delle qualità per poi avere un prodotto di alta qualità. È un gioco di parole, però alla fine ci dobbiamo veramente credere su questo.
Ed è importante anche la formazione e ne parliamo con Filippo Spinelli per appunto parlare dell'Etica Academy, anche questa è nata proprio per valorizzare la formazione. Sì, diciamo che è una realtà che esiste ormai da una ventina di anni sul territorio. Negli ultimi anni c'è stata una forte evoluzione del centro, grazie all'apporto di tutti quelli che sono i soci dell'Etica del Gusto, in quanto questi si prendono cura della formazione base, i master, anche collegandosi a quelle che sono le scuole professionali della regione, creando un protocollo d'intesa, invitando i ragazzi che sono prossimi ad uscire dalle scuole e di fatto creargli degli agganci diretti a quello che è il mondo del lavoro. Inoltre Etica Academy, diciamo che appunto da un ventennio si crea una decina di eventi all'anno invitando pasticceri di fama internazionale, il caso di Torreblanca, il caso di Morandin, che se vogliamo è diventato ormai uomo panettone a livello internazionale. Come si sviluppa il programma di questo weekend, anche per chi appunto è all'ascolto e volesse partecipare? Sì, allora il programma si sviluppa nel fine settimana di sabato e domenica di questa 28, sì, giustamente, e i laboratori sono aperti a chi si è iscritto. E nelle nostre realtà aprono i propri laboratori ai ragazzi e agli adulti, chi vuole proprio mettere le mani in pasta e vedere come lavoriamo noi artigiani soprattutto, e capire con che tipo di materie prime lavoriamo. Questo dove? Nei vari laboratori della regione? Quindi... Sì, nella regione innanzitutto, e dei 10 soci che hanno aderito a questa iniziativa. In parecchi soci purtroppo quest'anno non hanno potuto, o per impegni o per ampliamenti dei propri laboratori, non hanno potuto aderire, però di solito questo è il numero, insomma, una 15. Le prenotazioni sono già sold out? Sì, le prenotazioni vanno sempre sold out, senz'altro. Gli attivisti sono riusciti a fermare le ruspe taglialegna in azione sulle sponde del Torre nel tratto tra Pavia di Udine e Percoto. La ritirata dei macchinari è avvenuta questa mattina a seguito del picchetto organizzato da un gruppo di attivisti che si è ritrovato per chiedere di salvare la macchia verde presente sull'argine destro del torrente. Presenti sul posto il sindaco Beppino Govetto e Elsa Merlino. La studentessa che a inizio anno riuscì a bloccare le ruspe sui prati stabili del Torre a Primulacco. Si sono allontanati alle 9 di oggi gli imponenti macchinari taglialberi impiegati dalla scorsa settimana nell'esbosco della sponda destra del Torre nel tratto tra Pavia di Udine e Percoto. I lavori che sarebbero dovuti partire dopo l'alba sono stati rimandati a data da destinarsi dopo le proteste messe in atto da alcuni cittadini e ambientalisti. Vicino alla macchia verde, nata spontaneamente a ridosso dell'argine, questa mattina si sono raccolte una ventina di persone per osservare da vicino i lavori di cipatura avviati nell'area di circa 8 ettari che funge da barriera naturale, da pascolo per le api, habitat naturale per la vita di numerose specie selvatiche. Sindaco, cosa sta succedendo nel suo comune? La regione ha promesso lo sghiaiamento anche, quando avverrà, e soprattutto non ha paura che venga eliminata tutta questa area verde che insiste sulle sponde del Torre? Loro hanno presentato un progetto che è frutto anche di un confronto che è stato fatto con la forestale, con la sovrintendenza paesaggistica, quindi un lavoro fatto che è durato diverso tempo. E quindi è un lavoro che per come si è presentato era condivisibile, giusto? Dopodiché in effetti quello che è successo nei primi giorni dei lavori ci fa riflettere sicuramente, perché insomma un disboscamento di queste dimensioni è chiaro che ti pone tanti interrogativi, no? E quindi abbiamo ascoltato le persone che ci hanno interpellato, abbiamo fatto un primo incontro proprio in municipio con i responsabili della regione e i responsabili dell'impresa, dove c'è stato un primo, come dire, parlarsi, cercare di capirsi. È chiaro che i problemi del Torre esistono, ci sono e sono problemi importanti, quindi una riqualificazione fluviale si deve fare, si deve mettere in atto, perché diversamente andiamo anche a ledere diritti privati dei proprietari che hanno i terreni sull'altra sponda, la sponda sinistra in pratica, no? Quindi c'è un problema. È chiaro che bisogna riuscire a conciliare, a far sì che questi lavori non vadano a ledere in maniera così pesante quello che è un habitat, quello che è un ecosistema che è importante, insomma. Gabriele, tu da semplice cittadino sei riuscito, diciamo, perlomeno per adesso a fermare i lavori, a chiedere dialogo. Sì.
Cosa sta accadendo? Perché sei intervenuto e hai richiamato insomma alcune decine di cittadini qua sul Torre? Le preoccupazioni innanzitutto che questo ambiente è così prezioso, ospita un sacco di specie, è un ambiente preziosissimo per le api che riescono a sopravvivere anche in periodi difficili grazie a questo territorio e non vediamo, come si vede dal video, vedete quanto è largo il greto. Perché andare a tagliare là quando ora togliendo la ghiaia nel mezzo si abbassa e l'acqua naturalmente va nel centro? Questo noi semplicemente chiediamo e stiamo cercando dei professionisti per chiedere anche i loro pareri, chiediamo un po' di tempo perché prima di tagliare venga fatto uno studio un po' più approfondito. Io conosco bene il territorio dentro, ci sono degli avvallamenti verso il bosco alto e l'ultimo scalino golenale, se tagliando tutto il bosco lì si incanalerebbe velocissimamente l'acqua e quindi andrebbe subito a erodere anche i boschi in alto e i campi sopra. Per questo ci sembra anche non efficace dal punto di vista funzionale proprio questo intervento, oltre che estremamente dannoso per tutto l'ecosistema e tutta questa grande biodiversità che c'è. Anche il circolo di Legambiente Udine sull'alveo del Torre, quali sono le vostre posizioni? Ma diciamo così, come situazione siamo stati interpellati dai cittadini della zona, stiamo cercando di capire, di conoscere, è un progetto che ha, mi sembra, oltre 10-12 anni di intervento di sistemazione dei più lotti di questo corso d'acqua. Sicuramente qualche interventi c'è bisogno di farli, però appunto non devono essere distruttivi dell'ambiente, delle boscaglie e di interventi pesanti per quanto riguarda la sistemazione in generale. Gabriele e tantissime altre persone mi hanno segnalato questo problema, questi nuovi lavori sul Torre che prevedono il disboscamento di una grande zona verde. Qui ci si interroga solo veramente sulla questione se ci si possano vedere le cose in un altro modo e cercare di mitigare i danni e di trovare un confronto tra popolazione e amministrazione regionale e comunale. C'è tanta gente che si muove, siamo qui solo per dare una voce agli alberi che non ce l'hanno e per trovare una soluzione pacifica. Quali saranno le prossime mosse? Le prossime mosse sono chiaramente di sensibilizzare le persone a questi argomenti, a questo argomento in primis. Ci sarà anche, c'è l'intenzione di creare un comitato che possa veramente smuovere le persone affinché il Torre sia tutelato dall'inizio alla fine in maniera omogenea. Noi vogliamo, come tutto il territorio, qui sul Torre che si omogenizzi la tutela, quindi dalla fonte alla foce, che ci siano dei piani integrati dal punto di vista naturalistico e idraulico insieme. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta da voi la linea, tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Beantec e Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani scendono in campo insieme per il primo evento musicale in connessione. Il concerto ha visto i musicisti esibirsi in spazi diversi dell'azienda informatica di Udine, ma in connessione live. E Telefriuli ora vi propone in esclusiva il brano del compositore Mario Pagotto. Un'azienda tech ed un'impresa culturale si mettono in gioco per dar vita al primo evento musicale live in connessione. Succede a Udine, dove nei giorni scorsi ha preso vita un concerto con una modalità di esecuzione originale ed innovativa. Gli spazi e le tecnologie della Beantec, azienda informatica friulana, sono stati messi a disposizione di 16 musicisti dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani per la prima esecuzione assoluta del brano Far But Near, distanti ma vicini, del compositore Mario Pagotto. Continuiamo con il nostro percorso Be Art and Digital, con cui promuoviamo l'arte attraverso il digitale, e dopo l'artista TV Boy, oggi vediamo protagonisti l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, che insieme a noi ha realizzato questo progetto pilota, e per la realizzazione di un brano che sarà dedicato a Beantec per i suoi 20 anni, e sarà eseguito in una modalità molto originale. Oggi noi abbiamo organizzato la Beantec dividendola in stanze dove sono stati inseriti tutti gli apparati tecnologici che servono per far eseguire questo brano. È un brano che sarà eseguito in maniera sincrona, live, però ognuno sta nella propria stanza
e poi sarà sincronizzato attraverso gli strumenti che comunque noi quotidianamente utilizziamo per la gestione dell'ufficio, come Microsoft Teams, con il supporto poi di tecnici per la parte audio. Noi crediamo molto in questi progetti, in particolare quando poi vengono protagonisti giovani, come in questo caso. Quest'anno abbiamo aiutato questa orchestra attraverso l'Art Bonus, che per noi è uno strumento molto importante che ci consente di promuovere la cultura sul territorio. Questo progetto pilota è stato realizzato grazie a questi ragazzi che oggi sono qui per eseguire questo brano. È un progetto molto innovativo e spero che altri seguano il nostro esempio per fare in modo che l'unione tra l'arte e il digitale diventi una cosa concreta. Siamo molto felici di essere qui oggi nella sede di Beantech a Udine per presentare questo progetto pilota che è frutto di una collaborazione, di un progetto condiviso fra due imprese, un'impresa tech e un'impresa culturale. È un progetto pilota in cui la tecnologia non è un mezzo per trasferire l'arte, ma diventa proprio parte integrante dello spettacolo stesso. È una tecnologia che permette di fare un evento live, quindi è anche una necessità che è stata imposta dalla pandemia. Tutti noi abbiamo fruito contenuti culturali grazie alla rete, grazie al digitale. Noi oggi proponiamo questo progetto pilota di un evento live però in connessione. È un modo nuovo di comporre ed eseguire la musica, un approccio 2.0 appunto della cultura. Il brano che eseguiremo oggi è una commissione, quindi una prima esecuzione assoluta, una commissione dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani e di Beantech al compositore Mario Pagotto. Il brano Far But Near è appositamente pensato per questo progetto pilota. Essendo appunto una prima esecuzione abbiamo pensato di includere tutte le rappresentanze, diciamo, dell'orchestra. Necessariamente non possiamo avere un'orchestra molto numerosa, però abbiamo pensato di rappresentare appunto tutte le famiglie di strumenti che vanno a comporre l'orchestra. Il compositore Mario Pagotto ha quindi reso l'idea di questo progetto appunto Far But Near, lontani ma vicini, in modo che gli strumentisti vadano a comporre un brano sinfonico, un brano per orchestra, pur essendo isolati in diverse stanze, in diverse postazioni. L'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani è un'impresa culturale, quindi è una testimonianza che anche con l'arte e la cultura si genera lavoro. E questa collaborazione e anche, come dire, il lavoro della nostra realtà culturale è possibile grazie al sostegno di aziende come Beantech, che tramite lo strumento dell'Art Bonus ci sostengono durante tutto l'anno. La nostra impresa è un unicum perché è interamente composta, e anche la parte gestionale, quindi è stata ideata e gestita, e poi gli stessi musicisti sono tutti ragazzi under 35. Ecco, in esclusiva per Telefriuli, la prima esecuzione di Far But Near.
Valorizzare il Parco Giorgini di Via Colugna a Udine, collegandolo con l'area verde Anna Franca attraverso un percorso ciclopedonale. È lo scopo del sopralluogo effettuato oggi nell'area dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Valorizzare il Parco Giorgini che si trova in Via Colugna a Udine. È un'idea dell'amministrazione comunale che intende apporre delle modifiche, tra l'altro ampliare quest'area verde e collegarla ad un'altra ancora. Ne parliamo con il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Ecco, un'area che forse è anche poco conosciuta dagli udinesi ed è un peccato perché effettivamente ha delle caratteristiche particolari. Sì, caratteristiche particolari perché qui c'era un vecchio vivaio di piante, alcune sono rimaste, poi è stato donato al comune, il comune ha fatto dei lavori molto importanti circa una ventina di anni fa, ci sono dei percorsi, delle panchine, questo è un parco vero e proprio, è poco conosciuto nel resto della città, però chi abita nella zona di Via Colugna lo conosce, lo frequenta. La nostra attenzione adesso è di ampliarlo, nel senso di portare un collegamento con un'altra area verde in questa zona, che si chiama Anna Frank, intitolata Anna Frank, e vedere in pratica di mettere ancora a disposizione più verde per chi abita in questa zona a nord della città di Udine. Ecco, parliamo di caratteristiche del parco, sono 3.500 più o meno, 3.700 metri quadri, ne parliamo col vice sindaco Loris Michelini. Sì, questo era un vivaio, come diceva il sindaco, per tanti anni, un appassionato che l'aveva tenuto e coltivato molto bene. Ovviamente dopo col passaggio al comune ci sono delle essenze arboree particolari che sicuramente vengono potate ma vanno valorizzate sempre di più, anche perché molta gente non conosce le tipologie di piante, specie i ragazzi. Qui c'è una scuola, la divisione Iulia, che è qui attaccata, ma soprattutto tutti gli abitanti, i passeggini, ne vedo spesso, i ragazzi che devono sapere che tipo di piante sono. È una tipologia di parco che va valorizzato in quanto tale, perché oggi non basta solo vedere il bello, bisogna anche conoscerlo. La Giunta credo che su questo si sia fatta valere più volte. Il collegamento che poi va fatto con l'altra area verde è per rendere proprio un percorso ciclabile, perché in Via Colugna c'è già un percorso, arriva anche dentro il parco, dal parco ci si può collegare con l'Anna Frank, o ci si potrebbe collegare con l'Anna Frank, creando un percorso ciclabile che poi va a unire, diciamo, la parte di Via Cotonificio e Via Freschi. Questa area dell'Anna Frank è molto più grande di questa, non ha molte alberature, però potrebbe essere, anzi verrà sicuramente valorizzata, e quindi anche tutti gli abitanti di Via Freschi, Via Cotonificio e tutta la zona vicino anche all'ospedale potranno beneficiare. Ecco, chiudiamo il collegamento con una considerazione appunto del sindaco: valorizzare il verde urbano è una delle vostre priorità? Sì, sempre più verde per la città, questi sono parchi già storici, ne stiamo facendo uno in particolare nuovo, che è il bosco urbano. Questa volta facciamo veramente un bosco nella zona del Pepeste, per far vedere che abbiamo bisogno di alberi, abbiamo bisogno di verde, e siamo orientati proprio a qualificare sempre più questo aspetto fondamentale per l'ambiente, per creare un'atmosfera che sia più salubre possibile a favore dei cittadini, perché una delle emergenze che stiamo affrontando a livello mondiale è proprio quella della qualità dell'aria, e allora noi nel nostro piccolo ci stiamo muovendo, vogliamo tutelare le piante e anzi piantarne di nuove, perché abbiamo bisogno ancora di alberi. Bene, ringraziamo anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini, e qui dal Parco Giorgini di Via Colugna è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato per questo collegamento da Udine. Noi siamo in chiusura, ma vi ricordo alle 16:30 ritorna il nostro telegiornale in diretta. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.